Alberto e Francesco Stella, da ieri sottoposti a fermo di indiziati di delitto con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale per la morte avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì di Alessandro Sartor, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, all'esterno della locanda al Bacaro di Tovena, gridano la loro innocenza e rigettano ogni accusa. Agli inquirenti, che li hanno ascoltati tutta giovedì notte fino al pomeriggio di ieri, avrebbero riferito di non aver picchiato Sartor, ma di essergli passati accanto, poi l'uomo sarebbe caduto a terra. I ragazzi, stando sempre a quanto emerso, non avrebbero capito che le condizioni dell'operaio erano così gravi e di aver saputo della sua morte solo più tardi. Non solo, ma i familiari avrebbero riferito di essersi allontanati da una delle risse che erano scoppiate per motivi non ancora chiari all'esterno del locale. Sull'auto di uno dei fratelli, i segni che sarebbero stati lasciati dai pugni sferrati sulla carrozzeria da alcuni presenti. Questa sarebbe la loro versione che dovrà essere accertata dagli investigatori. Il sindaco di Farra di Soligo, dove abita la famiglia Stella, ha detto che l'intera comunità è sotto shock. È una famiglia rispettabilissima come tutte le famiglie di Faro di Soligo. Quello che ha colpito la famiglia in questa, insomma, è una tragedia veramente che ci lascia increduli, e mi stringo ovviamente attorno ai familiari del ragazzo che purtroppo è morto. Ora attendiamo di capire cosa sia accaduto, dice il sindaco. È una famiglia anche questa distrutta e siamo tutti in attesa di capire quanto è successo. Chi ha sbagliato deve pagare, aggiunge il primo cittadino. Se il fatto viene accertato che i due ragazzi sono i due colpevoli, assolutamente, perché non è assolutamente concepibile una cosa del genere, deve essere fatta assolutamente giustizia.